telespettatori, buonasera a tutti e benvenuti in questa bella rubrica, la rubrica dei cuori solitari. Questa sera vi devo presentare un ragazzo di Castelvetrano che è in cerca della sua anima gemella. Si chiama Giancarlo ed ha 28 anni. Ciao Giancarlo. Ciao Alberto. Allora Giancarlo, tu sei in cerca dell'anima gemella, in cerca della ragazza ideale, sì. la donna della tua vita. Sì. Dimmi Giancarlo, a che genere di donna sei interessato? Partiamo innanzitutto dell'età. Tu hai 28 anni, quindi partiamo da una base. Come età cerco dai 20. Dai 20 fino ad ai arrivare 28. ai 28, giustamente la tua età, sì. Dai 20 fino ai 28. Sì. E a che genere di donna sei interessato per quanto riguarda l'aspetto fisico? Non so, ti piacciono le bionde, le brune, o non ha importanza? No, non ha importanza pure, possiamo dire che è alta, snella, se mora, castana, bionda. L'importante è che ti colpisca e ti affascini all'impatto. Sì. Giusto? Occhi azzurri, pure se non ce n'è occhi azzurri, successivamente si potrebbe pure accettare, comunque va bene lo stesso. Però il tuo ideale proprio? Posso indovinare? Sì. Bionda con gli occhi azzurri. Sì. Va bene. Però naturalmente l'aspetto fisico poi ha una importanza irrilevante, perché poi la cosa che conta in fondo è il carattere. Il carattere della persona, che si manifesta. Si possa adeguare a te. Sì, giusto? sì. Dovrebbe lavorare questa donna? Sì, se lavora comunque nei tempi con cui occorriamo come oggi già fa un po' comunque, ma certo, lavorando in due si può tirare avanti meglio. La cosa, sì. La vai cercando che sia di Castelvetrano, della tua città, oppure va bene anche nelle zone limitrofe? Poi nelle zone limitrofe, dintorni, Campobello, Mazzara, Marsala. Cioè, l'importante magari che non ci allarghiamo più della provincia. Più della giusto? provincia, sì. Perfetto, ora parliamo un po' di te, parlaci un po' di te. Io sono... Innanzitutto sei laureato, diplomato? No, io sono diplomato, istituto tecnico commerciale, ho frequentato parecchi pure corsi informatici, avevo come patente europea, computer eccetera, e poi avevo intenzione di iscrivermi all'università, ma purtroppo non sono potuto riuscirci perché poi sono imbarcato avendo fatto il servizio militare sopra le navi, ma non mi permetteva di studiare comunque pure. Va bene Giancarlo, parlaci del tuo sogno. Tu naturalmente nella tua vita avrai un sogno da realizzare, un obiettivo da raggiungere. Sì, oltre a trovare la ragazza nei miei giusti limiti, diciamo alta, magra, come lo ripeto prima, sia seria, e lo ripeto nuovamente, seria caratterialmente, e che non mi fa brutti scherzi, giochetti, eccetera. Il mio sogno, faccio molti concorsi sia in Marina nuovamente per entrare, perché ero sotto capo, perciò dopo 3 anni in Marina, vedi che in Marina è difficile entrarci, è difficile, è vero. E occorrono vari corsi specifici e per salire sopra Americo Vespucci non è facile, non è da tutti che possono salire, non è facile salirci là sopra tutte. Io sono stato fortunato, in un lato fortunato perché sono entrato senza raccomandazione, parliamo pure di questo, parliamo perché come oggi tutti dice c'è una raccomandazione, ma non è così comunque, io non lo vedo in questo lato, perché mi hanno chiamato loro, ho una piccola firmetta, ho messo su vari cartacei e mi hanno chiamato. Poi il mio sogno, ripeto, faccio molti concorsi nelle forze armate, eccetera, poi per ora c'è un corso, 3-4 concorsi in corso, nella fase concorsuale, e si tratta a volte di salire a Roma, a Foligno, a fare sempre pizze, visite eccetera sottoposto, e si spera di poter accedere a una della fase iniziale comunque nella carriera. Poi se non avviene, uno intanto batte sempre il ferro, perché comunque c'è l'età, si deve mai mettere sempre a buon punto la cosa. Poi se le cose non vengano si trova qualche altra soluzione e si cerca. Comunque non sono un tipo da mettermi da parte, non mi piace starmene gironzolando senza fare niente, che mi sono messo sempre in prima linea in tutti i casi, comunque cerco di aiutare chiunque nei giusti limiti, ripeto. E poi se c'è la compagnia, una gemella, sappiamo condividere meglio le decisioni con cui prendere. Quanto tempo è che sei single? Ma, posso dire da circa 2 anni. All'incirca. Cioè in 2 anni tu praticamente non hai potuto trovare la donna che ti abbia, come dire, conquistato. Sì.
tutte le ragazze magari che hai frequentato, non hai trovato in loro quello che cerchi. Quello che cerco, è Perché giusto. tu cerchi una donna particolare, una donna che diciamo ti stia accanto. Sì, sì, sì. Ti interessa di più, sì, l'aspetto fisico ha importanza, però ti interessa di più il feeling. Il feeling, sì. Deve scattare, come dire, Cupido, la freccia dell'amore, giusto? Ragazzo serio, altruista, simpatico, generoso, allegro, mi piace scherzare con gli amici, eccetera. Poi, Tu sei originario di Castelvetrano? Sì, sì, sì. Lavori? Sì, io lavoro con mio padre in una ditta edile, effettuiamo abbassamento controsoffitto come pitturazione, visto che qua abbiamo una vasta ditta. Poi posso dire... Non so, parlaci dei tuoi hobby, il mio hobby... quando magari finisci del lavoro. Ma nel lavoro vado in palestra, ogni tanto poi vado a giocare a calcetto, poi suono nella banda musicale, ogni tanto così. Che strumento suoni? Sax contralto e trombone d'accompagnamento. Bello. E poi posso dire, mi piace viaggiare, scoprire sempre posti nuovi, locali nuovi. Ti piace insomma goderti la vita? Sì, sì, sì. Ti piace andare in discoteca? Sì, in discoteca ci vado. In qualche pub magari? Sì, in pub ci vado pure. La musica logicamente ti piace? Sì, sì. Che genere di musica ascolti? Ma musica rock, pop, quasi tutti i generi. Non è, Cioè basta che sia una musica orecchiabile? Sì, orecchiabile già va bene pure, sì. Come ti definisci? Un tipo romantico? Sì, un tipo romantico, tutto da scoprire comunque, certi pregiudizi e entusiasmi, sì. Alle donne ci faccio certi regalini, eccetera, eccetera. Credi ancora all'amore?
Come oggi purtroppo credere all'amore vede che è un po' difficile comunque con questi tempi, ma spero di trovare la donna. Sei ottimista, non sei Sì, pessimista. sì. Quindi hai fiducia Sì, nella vita. Sì, sì. Bene, e tu abbiamo detto lavori con tuo padre? Sì, sì. Sei automunito? La macchina ce l'hai? Sì, la macchina ce l'ho del condominio, è proprietà mia, sì. Sono figlio unico, ripeto, figlio unico. Alcuni si immaginano è viziato, ma non è così comunque, essendo figlio unico non è viziato. Ci sono quelli viziati e quelli Ma non è così naturalmente comunque. che non sono Le cose viziati. vengono da sole perché uno se a forza di Logicamente essendo lavoro, figlio unico eccetera, e per la mamma sei l'unico gioiello, per cui è naturale che... comunque, sì. Infatti, sì. Vabbè. Cos'è la cosa che tu non puoi soffrire in una donna, che ti possa fare, o diciamo si possa comportare in una certa maniera che tu non puoi assolutamente vedere o non vuoi che succeda? Purtroppo la gelosia. Alle volte la gelosia fa brutti scherzi. Sei geloso? Geloso Non possessivo, però giustamente. qualcosa sì, non tanto. Cioè tu odi magari quella donna che ti faccia ingelosire per futili motivi, per motivi magari che non esistono. Sì, sì, ogni tanto sì. Pure, sì. E poi? Poi magari, non so, che non esce con gli amici, ci può anche uscire liberamente, do carta bianca, ma deve essere lei a capire il momento Che in tutto ha cui un limite. Ha un limite, deve Deve arrivarci. anche rispettare le tue volontà. Certo, giusto. Sì. Mentre la cosa che tu ami di più in una donna, cioè la cosa che praticamente che ti affascina, che vorresti che la tua donna facesse sempre. Vorrei sapere sempre, oltre il fascino, che sia una ragazza intellettuale, ha dei certi principi, i suoi valori e che sa distinguere comunque nei suoi punti di vista, che ama pure la famiglia, logicamente, e che non sia un po' ipatetica nei suoi discorsi, magari. sì, arrogante, Dica qualche un po' parolaccia, morbosa magari. nei suoi momenti critici magari. Anche perché tu sei un bonaccione, per cui automaticamente ne soffriresti molto sì, per il suo sì. comportamento. Non voglio che poi se ne approfitti della persona, invece non è così, perché logicamente deve essere testa a testa e tenersi Certo. da tutte e due comunque. Logico. Va bene, amiche telespettatrici, Giancarlo è qui, ha 28 anni e viene da Castelvetrano. Per tutte quelle di voi che lo volessero contattare, perché Giancarlo è una brava persona, è un ragazzo che va cercando una ragazza per una storia seria e praticamente formare una famiglia. Per tutte quelle di voi che lo volessero contattare potranno fare altro che telefonargli al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Giancarlo è qui e sta aspettando, per cui amiche telespettatrici, telefonate. Va bene Carlo, un messaggio che vuoi dare alle telespettatrici? Un messaggio che voglio dare alle spettatrici è telefonami che non te ne pentirai, sono un tipo tutto da scoprire. Li aspetti.
che Con il cuore vi in aspetto con il cuore in mano. E... Perfetto, bellissimo messaggio, dal profondo del cuore. Vabbè, amiche telespettatrici, per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Ciao Giancarlo. Giancarlo. Ciao ciao. Oh yeah!